premiata, essere riconosciuta per quello che c'è stato dietro, per tutta la strada che ho fatto, per tutti gli ostacoli che sono riuscita a passare, ed essere qui oggi, essere premiata come cittadina onoraria, per me è un grande onore. Non è una cosa da tutti i giorni, quindi l'ho presa col cuore e sono davvero tanto contenta anche di rientrare in questo palazzetto qua, dove ho preso parte alla prima gara internazionale prima dei campionati europei junior, e quindi sono davvero tanto felice e mi ricorda tanto il passato. Beh, quello che io dico alle bambine è che la cosa più grande che possono fare è quella di divertirsi, di godersi ogni momento e di far sì che il loro percorso arrivi dove voglio arrivare con i loro obiettivi, cercando di trascorrerlo con serenità. Stiamo preparando per le Olimpiadi del 2028, adesso in questo momento sono in una fase un po' ferma perché ho avuto un intervento chirurgico alla spalla, ma sono in ripresa, piano piano cercherò di rientrare il prima possibile in campo. Intanto siamo onorati che abbia accettato questo conferimento, che nasce da un'idea di 2 anni fa, non appena Alice è diventata campionessa olimpica. Quando questo palazzetto dello sport è stato costruito, ha ospitato da subito delle gare regionali, e tra i giovani atleti della ginnastica artistica c'era una giovanissima Alice, che quindi ha visto questo palazzetto, e all'interno di questo palazzetto è cresciuta nelle gare degli anni successivi. Quindi è nato questo rapporto di legame anche con la società sportiva Altea Gym, per cui abbiamo adottato da subito Alice, e ci fa piacere che lei abbia accettato di far parte della grande famiglia di Pieve di Solivo.